all'immensità del tempo che scorre, destinati a rimanere meglio che immortali come una fotografia, che il tempo, giorno dopo giorno, rinnova. Un viaggio indietro nel tempo, inseguendo la luce di quegli istanti indimenticabili. Un viaggio senza valore, da vivere lasciandoci trasportare dove il nostro ricordo ci condurrà. Un viaggio per il quale partire con le valigie vuote, certi che le riempiremo strada facendo. Un viaggio da vivere sospesi, tra oggi, ieri e domani. A tutti voi, buon viaggio. Gli anni dei Beatles, della minigonna e di Marilyn Monroe. Gli anni della libertà da inseguire in sella ad una Vespa. Gli anni dello sbarco sulla Luna che già ci proiettava verso il futuro. Gli anni di Fellini, della Dolce Vita, della Fiat 500. Sono gli anni di Woodstock, dei figli dei fiori e della nascita del rock. Gli anni della guerra del Vietnam e delle contestazioni che uniscono il mondo intero inseguendo un sogno di pace. Sono gli anni 60. Sono gli anni dei pantaloni a zampa e dei colori psichedelici. Sono gli anni del celebre pulmino Volkswagen, destinato a diventare un'icona della voglia di libertà e scoperta. Sono gli anni in cui in un piccolo garage americano nasce Apple. Sono gli anni della disco music e della nascita delle discoteche. Sono gli anni in bilico tra il sapore retro dei dischi in vinile e il gusto futuristico della crescente diffusione del computer. Sono gli anni 70.
per le ragazze di ogni parte del mondo. Sono gli anni '80. Diventa un oggetto caldo. Sono gli anni della fine dell'apartheid e dell'elezione a presidente di Nelson Mandela. Gli anni di Forrest Gump e Beverly Hills 90210. Gli anni dei Take That e delle Spice Girl. Gli anni di Notti Magici, cantata a squarciagola sperando nel sogno azzurro. Sono gli anni '90.
generazione ci ha avvicinato a quel futuro tanto sognato e immaginato. Sono gli anni dell'addio alla linea, dell'esplorazione di Marte, della nascita di YouTube e Facebook. Sono gli anni della velocità nelle comunicazioni, nei viaggi e nelle conquiste scientifiche. Sono gli anni 2000. Oggi, un tempo perfetto per coltivare attimi indimenticabili che riempiranno con dolcezza la nostra memoria in quel tempo che chiameremo domani. È oggi il tempo per guardare al futuro con lo sguardo pieno di sogni e speranze. È oggi il giorno per dare forma al nostro avvenire. È oggi il giorno perfetto per iniziare a costruire quelli che saranno i nostri ricordi più belli.